Hola esploratori, è da tanto che non giriamo più un video e questa sera sarò da sola. Mi trovo nella, mi trovo nella stanza del casino, come lo chiamo io, e faremo un esperimento oggi un po' particolare. Non abbiamo mai fatti, anche se noi ci chiamiamo esploratori, proprio perché volevamo fare delle cose un po' particolari. Ne abbiamo pensate tante. Stavamo per farne una riguardante cose particolari che so fare io, ma poi ci ha contattato una persona che conosciamo da Facebook e che fa parte di un gruppo che frequento io, in quanto io ho fatto diversi corsi di sciamanesimo, per cui ovviamente frequento gruppi in cui si parla di queste cose qui. E anche questa persona ha fatto un corso di sciamanesimo, ma è anche molto particolare perché è musicista e fa tipi di musica un po' particolari. Comunque vi farò parlare con lui, non può essere qua con me in questo momento perché siamo molto lontani, siamo in regioni diverse, però lo contatterò tramite WhatsApp. Farò una videochiamata e vediamo se regge tutto quanto. Sarà qualcosa che improvviseremo mano a mano che facciamo, per cui niente di preparato. Cercherò di non cancellare nulla di che, a meno che non mi scappi qualche saracca che qualche volta capita. A lui no, sicuramente è un signore, non gli capiterà, ma io non sono una signora come la canzone di Loredana per te, per cui probabilmente magari qualche parolaccia mi passerà se succedono cose strane. Chiedo perdono, ma quelle parti lì le taglierò. Detto questo, io adesso chiamerei lui, così lui spiega la sua parte e come un po' ci siamo messi d'accordo. Poi alla fine, vabbè, quello posso dirlo anch'io, mi ha contattata, mi ha detto che aveva sentito dei suoni uscire dalla Spirit Box, non ricordo in quale dei nostri video che lui aveva visto, credo sia quello di Ragogna comunque, e che gli pareva di sentire uscire dalla Spirit Box della musica. Siccome lui è un musicista, gli è venuto in mente di fare ascoltare alle entità determinati tipi di musica. Ok, allora io ho pensato, perché no? Accenderemo la Spirit Box e gli faremo sentire, mi sono fatta dare 3 pezzi suoi, uno l'ho voluto assolutamente, il primo che faremo, quello dedicato ad Ecate, e altri 2 li ha fatti proprio specificatamente per questo esperimento. Li ha proprio scritti lui, anche altro ovviamente, ma questi proprio in base a quello che dovevamo fare. Improvviseremo, non sarà una cosa così studiata, per cui potremo sbagliare, potremo non avere risultati, a noi non interessa, noi faremo vedere comunque i video e praticamente noi li divideremo in diverse fasi, cioè una prima parte faremo ascoltare all'entità una delle sue canzoni, quella che volevo anch'io, quella di Ecate, dopodiché spegneremo la canzone e chiederemo all'entità, più che chiedere, vedremo ehm, come reagiscono a questa canzone. Ovviamente non possiamo fare partire tutte e due le cose, cioè la canzone e la Spirit Box insieme, perché già la Spirit Box fa un disastro, si sa, fa un rumore assordante, per cui avrebbe a coprire le musiche di Marco. Ok, dopodiché io vorrei fare anche, usare l'Ecovox, non l'ho mai usato, cioè l'ho usato in privato, non l'ho mai usato davanti a una telecamera e facendo video, per cui sarà una novità per noi. Ho visto che su alcuni gruppi funziona, altri dicono che sono app per cui sono cavolate qua e là, vedremo.
Noi le proveremo prima con la Spirit Box, faremo ascoltare il primo brano, dopodiché lo faremo con l'Ecovox. Il problema è che siccome io devo parlare con Marco al cellulare e l'Ecovox ce l'ho sul cellulare e io un cellulare ho, per cui dovrò interrompere ogni tanto la comunicazione con lui, anche se per il resto sarà presente tramite WhatsApp e al limite vedrà la parte in cui lui non c'è quando gli passerò il video. Bene, adesso io dico che si potrebbe anche iniziare a chiamare Marco. Il suo nome, diciamo, d'arte è Marco Lord Maniero, credo di averlo detto bene. Adesso chiamiamo Marco e vediamo un po'. Ah, a proposito, un'altra cosa prima di chiamare Marco. Allora, ovviamente abbiamo un computer acceso, abbiamo una split box qua, infatti vicino a me, abbiamo un cellulare acceso perché mi tocca per forza tenerlo acceso. Ovviamente questo sarà un po' influenzato da queste cose. Abbiamo un altro rivelatore di campo magnetico sopra la libreria qua in parte che è collegato, che è visionato da un'altra telecamera che ha qui alla mia destra. Quello è meno influenzato perché è un po' lontano, però si sa che non ce la raccontiamo che il cellulare può andare anche diversi metri, può influenzare anche diversi metri un rivelatore di campo magnetico. Io lo terrò acceso lo stesso. Ovviamente rimane sempre il dubbio che possa essere il cellulare o magari il computer che va a interferire con il rivelatore. Prendiamola come viene, voglio dire. Diciamo che se si accende quando io faccio una domanda, può essere un caso una volta, può essere un caso due, la terza volta comincia un attimo a pensare che non è più un caso, giusto? Se invece si accende quando io non faccio domande, lo prenderò per un caso dovuto appunto al cellulare, al computer o ad altri elementi elettronici che ci sono qua sul tavolo. Detto questo, per la prima volta useremo anche questo laser perché vorrei fare un po' di esperimenti, oltre a quello della musica che mi ha suggerito Marco, perché questa è stata una sua idea mentre stavamo parlando e io l'ho un po' sviluppata, insomma lui ha avuto l'idea e io l'ho un po' sviluppata insieme a lui perché comunque lui ha dato l'input anche su come procedere. Detto questo, io vorrei anche usare un incenso e una candela. Perché? Perché potrebbe succedere che magari si manifestano anche a livello visivo usando il fumo dell'incenso. Può essere di sì, può essere di no, può essere che sia un caso, che ti viene una figura che non è veramente uno spirito. Come dico sempre io, mai niente è sicuro in questo modo di sperimentare. Noi andiamo molto di sentimento, di quello che sentiamo, di quello che percepiamo. Molto sarà un caso, molto invece altro sarà, non molto, sarà veramente un'entità. Lo vedremo in base anche ai risultati di quello che diranno nella Spirit Box o nell'Ecovox. E se va a coincidere con le figure che, se Dio vuole, se l'universo vuole, verranno fuori da questa sessione. Detto questo, io chiamerei Marco, così facciamo parlare lui e vediamo un attimino come procedere. Pare che è tutto, no? Devo prendere altro. Perfetto. Adesso chiamiamo Marco, però prima mettiamo tutti i gruppi che ho in silenzio
perché ovviamente disattivo notifiche, se no poi comincia ogni settimana. Silenziamo questo gruppo, un'altra settimana silenziamo, no, facciamo, ma sì, una settimana. Ok, silenziamo questo, ok, poi c'è quell'altro gruppo e silenziamo. Perfetto, spero che basti. Adesso chiamiamo Marco Lord Maniero. Facciamo una videochiamata. Mettiamo in viva voce. Hola! Ciao! Mi vedi un po' tutta verde? Aspetta che non ti sento però, c'è qualcosa che non va, non riesco a capire. Aspetta, ecco, aspetta, facciamo così. Mi vedi? Mi senti? No, non mi vedi più, non mi senti più? C'è qualcosa che non va. Vedi i primi... Perché fa così? Mi senti tu? Mi senti Marco? Marco? Mi senti? Marco ha disattivato la fotocamera. Hai disattivato tu adesso la fotocamera e il microfono, però io c'ho disattivato e non so perché. C'è qualcosa che non mi torna e non capisco. Allora, ok, tu mi senti? No. Torno a chiamare, aspetta. Aspetta. Allora. Sta squillando. Hola, vediamo un po'. Come mai tutto si sente, non si sente niente? Aspetta un attimo che guardo, Guardo una cosa. Aspetta. Silenzioso, no. Facciamo così. Forse è più. Ho tanta roba qua da cancellare che non sia questo che mi appesantisce. Ma porca la miseria. E cominciano le parolacce. Allora, vediamo un po'. Oh, ma non... perché? C'è qualcosa che non mi torna e io non riesco a capire. Aspetta che ti chiamo proprio, ti chiamo, un attimo. Vedete? Questo è il bello, potrei dire della diretta, se non fosse che diretta qua non c'è niente. E sarà tutto registrato. Ah, aspetta, forse ho capito. Vedi? Aspetta. Torniamo su. Torniamo dove sei Marco. Torniamo. Eccolo. Hola. Mi senti? Adesso sì. E sai che cos'era? Io no, io te non ti sento, niente. Aspetta che vedo, aspetta. Mi senti adesso? Mi senti? Non mi è mai successo. Guarda se l'hai collegato a una cassa. Non mi è mai successa. Ti chiamo io te. Ok. Mi senti adesso? Mi senti? Io sì. Io non sento te.
Io non sento te. Non riesco a capire perché. Aspetta. Così mi senti? No, così ho chiuso, non puoi avermi sentito. Mi senti? No. Ma perché fa così? Aspetta. Ma guarda che è pazzesca sta cosa, eh? Non capisco, non è mai successo. E neanche a me. Ci siamo già sentiti così noi. Non capisco perché non ci senti. Spengo e accendo il telefono. Spengo e accendo il telefono un attimo. Vediamo. Ma roba da matte. Ma perché sta cosa? Ma vediamo un attimino se non c'è qualcosa qui che blocca, perché YouTube dai, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa. Nuovo iscritto non ci interessa. In questo momento i nuovi iscritti non ci interessano. Aspetta che spengo anch'io e riaccendo. Allora, facciamo. Sto riavviando il cellulare, vediamo la cassa se va tutto bene. Cos'è questa cosa? Però io lo sento, è lui che non sente me, non capisco sta cosa. A meno che forse non sia da cambiare, ma dovrebbe essere la stessa cosa uno o l'altro. Tata, ti devi togliere da lì, perché ti rovini gli occhietti, amore. C'è la gatta che è vicino al... Amore, ti devi togliere da qua, sai? Vieni qua in braccio alla mamma, poi. Qua ti fai male. Ti fai male, Tatuna. Oh mia Tatuna, che si fa male lei, vero? La mia piccola. Ecco, dai, vai giù o là, vai da un'altra parte ancora. Porca miseria, aspetta che devo... Ecco fatto. Provo io. Ma mi fa sempre quel... Non capisco. Adesso ti sento. Adesso mi senti? Adesso ti sento, sì, Ottimo, perfettamente. Ottimo. Allora, Chissà che cosa era. non ci vogliono far parlare. È giusto, ma sei in discoteca o No, queste ho messo i laser per vedere se ci sono movimenti durante l'esperimento. Vabbè, battute Però, proprio no, terra. no, tranquillo. È che più che altro che mi sta accecando la cosa, perché mi va negli occhi. Ho cercato di spostarlo in modo che non mi venga diretto nello sguardo, ma è un po' difficile. Allora, aspetta che ti faccio vedere alla telecamera un attimo, alle telecamere. Allora, Aspetta. non mi muovo. Ok, ci sono. Ci sei? Sì. Ok. No, sto seduto, se no poi sto sempre in piedi. Okay. Allora io seduto. ti spiego, io ho messo due telecamere, una dritta davanti a me e una un po' di sbieco. Ho messo qua il portatile dove farò ascoltare le tue musiche e, e sulla mia destra c'ho la Spirit Box. Ho fatto una semicavolata, nel senso che non sarebbe da usare, quando hai tutte queste cose elettroniche, non sarebbe da usare questo, i rivelatori, perché comunque c'è talmente energia elettrica in giro che potrebbe anche sfalsarti il risultato. Però se io faccio una domanda e lui mi si accende, diciamo che proprio non è che la mandiamo per nulla, insomma, no? Vediamo un attimino come funziona, perché se poi non si accende mai nonostante tutto acceso e si accende proprio quando io faccio la domanda e parlo con lo spirito, giustamente mi viene il dubbio che forse non è l'elettricità che fa questo effetto, oppure che non sia il cellulare che lo fa. Proviamo, mettendo il punto di domanda, prendiamola come punto di domanda. Se va bene, se non va bene andiamo per fede, se vogliamo crederci, se non ci vogliamo credere non ci crediamo.
Certo, Allora, sì, 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 adesso ti sì. faccio vedere un po'. Allora, non so se riesco a farti vedere. Questo è il computer. Vedi che Sì, sono io ci quello. sei tu. Quello sei tu. Questa è la telecamera, questa è la casa, la stanza del casino, come la chiamo io, per cui Sì, vedete. sì, Ok. Questo è l'altra telecamera, la vedi? sì, Perfetto. sì, sì. Qua c'è l'incenso che metterò, tra l'altro. Allora, l'incenso io l'ho messo perché vorrei vedere se facendo appunto questo esperimento, e accenderò anche una candela tra l'altro vicino, vediamo se nel buio le telecamere riescono a vedere se l'incenso prende delle forme un po' particolari mentre facciamo Mm, questo esperimento qua. sì, Adesso parti tu e inizi a spiegare quello che dobbiamo sì. fare. Io ho già fatto un piccolo preambolo, però sei tu quello detto alla musica, sei tu quello che ha avuto l'idea e quindi la spieghi un po' tu. Io ho detto solamente fino adesso che la prima canzone l'ho scelta io, l'ho voluta io assolutamente, Certo. te l'ho imposta Sì, sì. proprio, te l'ho imposta. Le altre due le hai fatto tutto tu e a me mi è andata bene, non mi interessa, poi le spiegherai tu. Intanto spiega tu il senso della prima canzone e tutto quello che vuoi che esprima, insomma. Vai, Sì, allora fondamentalmente, non so come vabbè, farti il vedere. primo concetto è che sono molto legato a quello che è la musica sciamanica e facendo questa soprattutto attraverso l'utilizzo della voce, questo senso della vibrazione forte che avverto, insomma, quando canto mi ha fatto un poco nascere questa idea perché è vero che la voce è vibrazione, ma all'interno di quella vibrazione c'è un intento, c'è una comunicazione, c'è un qualcosa che è metacomunicativo. E nel momento in cui quindi, ad esempio, io vado a parlare, a cantare della Divina Ecate, certamente la mia vibrazione, la mia, come dire, vocalità non può essere assolutamente, dal mio punto di vista, distaccata da quello che è una comunicazione con le energie che ci circondano in quanto Ecate. È appunto esattamente questa porta. Adesso, al di là dell'aspetto della divinità, possiamo anche trascendere da questo aspetto, la possiamo anche vedere come un ponte, come un'energia che collega. E quindi c'è questo sotto. La mia idea, il mio pensiero è che questa forma di vibrazione, di comunicazione sia percepita sicuramente dall'entità e logicamente non so in quale misura, in quale modo e in quale percezione, ma essendo una vibrazione, ossia onde tonde, onde triangolari, onde quadrate, onde squadrate, non può non essere percepita proprio perché è una vibrazione che sta all'interno dei contesti in cui noi ci muoviamo, è energia e quindi questa fondamentalmente è la mia idea e ripeto, rispetto alla prima dedicata alla Divina Ecate e non penso che ci sia un'entità di nessun tipo che non conosca in un modo o nell'altro questo tipo di vibrazione. Questo è quanto, insomma, in poche parole.